allenamento che si sta in qualche maniera completando. Fino ad adesso 7 diversi vincitori delle prove, alcun doppio in giornata, parte un paretrato Never Ever Cox, la chiusura delle ali, parte piano Lushermo, molto piano, va davanti facile Landro come era previsto, vediamo cosa succede. Dalla seconda fila si muove Ignazio che forse va al comando, almeno ci prova, è andata in corda Nirvana F, la prima curva, Landro davanti, Ignazio per il momento all'esterno, il lancio in 15-8, insiste Alfredo Gamboz e strappa per andare a condurre, poi si propone subito anche l'Astin TR, Ignazio leader, l'Astin all'attacco, è venuto bene via dalla seconda fila anche l'allievo di Troles che sembra poter passare di forza. Ignazio cerca di difendere testa e corda, 15-2 la frazione, strappone notevole per l'inizio, e leader l'Astin TR davanti a Ignazio, poi ancora in corda Landro, la risalita di Lima dei Greppi, 15,5 di frazione, va addirittura in terza ruota Lushermo che cavallo numero 5 Massenzio squalificato. La sta contraendo Lima dei Greppi che corre totalmente esterna, sbagliato Massenzio nelle retrovie, 16,2 la frazione, l'Astin TR in vantaggio, Lima che arriva a fianco del allievo di Troles, frazione in 15,8, poi c'è Lushermo nella scia di Lima dei Greppi, Ignazio all'interno, Landro apparigliato da Irgo di Fonte e via via gli altri. Si va così a completare i 1.200 di gara, paletto in 15,1, in vantaggio l'Astin TR, Lima dei Greppi di fuori, cerca di andare in terza ruota Lushermo ma sul passo ha perso qualcosa perché scattista non è, addirittura d'arrivo, sempre in vantaggio l'Astin TR, 15,8 di frazione, non ha spazio e comunque non ha energia all'interno anche Ignazio nel tratto conclusivo. Lima dei Greppi attaccata da Lushermo che batte Lima dei Greppi, poi ancora all'interno l'Astin TR, quindi il numero 3 di Landro che si è rifatto vivo nel finale 1:17,8 il tempo del vincitore del chilometro. Alessandro Fonte col training di Giuliano Siminato su Lushermo che era completamente sferrato.